Ciao a tutti, oggi come potete vedere alle nostre spalle, probabilmente qualcuno già riconoscerà questo ingresso, siamo a Poveglia, io Dario, Sabina e Michele. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Passeremo tutta la notte qui all'isola, l'isola maledetta che tutti voi già sicuramente conoscete, avete letto una marea di leggende. Adesso la Sabina ci fa una piccola introduzione storica di questa fantastica isola qui a Venezia, vicino al Lido. Ci troviamo in uno dei luoghi più ambiti dalla community del Ghost Hunting, ossia appunto l'isola di Poveglia. Poveglia è nota ai più come l'isola maledetta, l'isola dei fantasmi. E su quest'isola, bellissima della laguna di Venezia, circolano un sacco di storie e leggende. Si parla infatti di migliaia di persone morte a causa della peste e si dice che le loro anime vaghino ancora sull'isola. Si dice inoltre che un medico facesse esperimenti sui bambini dell'orfanotrofio presente sull'isola e che poi impazzì e successivamente si gettò dal campanile. Noi siamo di Venezia e quello che possiamo dirvi con certezza è che dopo la metà del 300 l'isola venne effettivamente abbandonata e fino al 1700 versò in uno stato di completo abbandono. Nel 1968 Poveglia diventa un sanatorio per persone anziane con annesso reparto psichiatrico per chi fra loro soffriva di demenza senile. Nel 1793 i marinai di una nave greca iniziano ad avere i primi sintomi di contagio. Vennero portati sull'isola, ma le morti accertate saranno solamente 12 e troveranno sepoltura proprio qui, a Poveglia. 6 anni più tardi, nel 1799, accadrà la stessa sorte a 9 marinai spagnoli, anche loro contagiati e morti a causa della peste e sepolti qui. Si parla di migliaia e migliaia di morti, ma di questo non vi è certezza. I contagiati morti di peste venivano portati al lazzaretto vecchio. Non c'è traccia da nessuna parte delle migliaia di morti, del medico che sperimentava sui pazienti e dello stesso manicomio. Sicuramente, come accade spesso nei luoghi più ricchi di storia, Poveglia potrebbe essere a sua volta un'isola intrisa di forti energie, ma ci teniamo molto a puntualizzare che nulla hanno a che fare con i racconti che ormai conosciamo tutti. Bene, adesso iniziamo il sopralluogo. Sono le 8:07, iniziamo a visitare un po' tutto, visto che c'è ancora un po' di luce del sole, e visitare la struttura. Mi raccomando, seguiteci su questa nostra nuova avventura molto particolare, iscrivetevi al canale, soprattutto bella campanella, un bel like, esatto, e condividete anche il video soprattutto, e ci vediamo indagini in corso. Sarà proprio un'indagine dal tramonto all'alba. Esatto, perché rimarremo qui siamo arrivati alle 7 e rimarremo qui fino alle 5 di domani mattina, quindi tutta la notte nell'isola maledetta. Vi occhi aspettiamo e orecchie aperte. Se vedete qualcosa durante il sopralluogo e anche nell'indagine che non abbiamo visto, segnalatecelo nei commenti sotto, anche se le sentite eventualmente, certo, parole o rumori. Adesso venite con noi, questa è Poveglia.
Qui deve essere la cucina. Ho sentito? Tum, tum, tum. Sentito che battiti? Ed erano sopra questi, Tu li hai sentiti? Ma non so se sono le barche che sbattevano sulle onde tipo come quelle di Ma prima. hai sentito il rumore diverso? Io l'ho sentito il rumore, però. C'è qualcuno qui con noi? Se c'è qualcuno puoi far illuminare questo attrezzo che ho in mano? Fa paura fa qualcosa. Ma questo è il campanile. Il campanile è questo. Cos'è un colombo? Sì, è un colombo. Una ragnatela? No, una Una goccia. carezza? Una goccia. Ma qua? Questo qui è il famoso campanile dove si dice che il dottore si sia gettato lì in alto, quando è caduto è arrivato per terra dove c'è più o meno dove c'è la Sabina, si sia alzato come una nuvola, come se la sua anima fosse uscita dal suo corpo, così dicono. Poi vediamo questa sera se è vero. Vedi, questi qui sono i letti. Letti, armadietto, una stanza questa. C'è qualcuno che dorme su questo letto? O magari c'è il dottore ancora? Magari il dottore sei qui, può darci un segnale. Tutto toc di là. Tu l'hai sentito, Michele? È un animale. No, toc. Sì, anche io l'ho sentito, pensavo fosse lui, perché era vicino a lui il toc, no? Tipo così. No. Un po' più sordo però. Sì, sì, l'ho sentito anch'io. Una vasca. Non so se vuoi entrare qui. Se lo chiedate, riprendo. Lascio questo qui. Ha messo cosa succedeva in questi bagni? In questo bagno? Ce lo potete raccontare? Eravate tranquilli a fare il bagno qui? Vi trattavano bene? Volevo incastrarla su sta rete. La rete dove dormivate qua? Puntala. Armadi sono. Mi facevano uscire il pomeriggio in giardino. Magari i vostri parenti venivano a trovarvi. C'erano solo persone anziane qui.
Dobbiamo andare a sinistra per la psichiatria, dateci una mano per piacere. Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui. Abbiamo fatto il sopralluogo, come avete visto le ispezioni prima del video. Adesso sono le 9:15, iniziamo un po' presto perché la struttura è immensa e vogliamo farla tutta, visto che dobbiamo stare qui fino alle 5 del mattino. Poveglia, l'isola dei fantasmi. Iniziamo a fare l'indagine, venite con noi e mettete sempre un like. Buona visione a tutti. Ciao. Messo. Permesso. Qui in teoria c'era il corridoio, ce n'era di gente che passava in questo corridoio, no? Magari li facevano uscire, passeggiare, magari c'era anche un giardino o qualcosa qua, una volta. Ha ragione la Sabina, li facevano camminare in questo corridoio. È caduto dall'alto? C'è questo pezzo, sta proprio... Tu sai che è caduto dall'alto? C'è qualcuno qui con noi? Potete darci un segnale? Cos'era questa parte della struttura? Era dove vi tenevano segregati? Dove vi curavano? Sei tu che fai? È scritto anch'io, non sei tu. Io no. Michele? Cosa? Sei tu che hai fatto? No. Io l'ho sentita, era una donna, Sì, cioè sembrava una donna, ma io pensavo fosse... cioè... Io l'ho sentito. Qui c'è un bagno. È un mezzo brido qua. C'è una donna qui con noi. Ho i brividi su qua. Ma l'ho sentito benissimo quel... Ho sentito una cosa qua. Giuro. Entro. Oh, non so perché. Vive qualcuno in questa stanza? Potete avvicinarvi. Siamo qui solo per capire cosa può essere accaduto in questi posti.
Se volete potete interagire con noi. C'è una donna qui. Eri ricoverata qui? Non penso fosse una voce da fuori perché... No, ero qui dentro, non ero da fuori. Si sentono le voci da fuori. Comunque c'era qua, secondo me, perché io l'ho sentita qua. Puoi accompagnarci se vuoi, magari ci puoi seguire intanto, così prendi confidenza e ti fidi di noi. Così capisci che non siamo qui per farti del male, non spaventarti. Spostati un attimo, scusa, ho sentito un rumore di là. Sei andata in bagno? Sei andata in bagno? Sei andata in bagno? Puoi rifare il rumore un'altra volta per cortesia? Guarda, se hai paura, noi non siamo nei dottori di niente. Ti lascio questo strumento qui. Se vuoi, ti avvicini, noi facciamo capire che sei qui con noi. Lo puoi fare gentilmente. Ti puoi avvicinare con la lucetta verde per piacere? Eri stata tu a fare quel verso prima? Sei giovane? Tocca quello strumento, non succede nulla, non ti fa male. Non abbiamo strumenti che utilizzava il dottore. Hai voglia di comunicare con noi? Oppure se non hai voglia, puoi farcelo capire. In qualche modo. Facendo rumore. Vuoi che mi avvicino soltanto io? È una donna come te, magari hai più coraggio, ti senti più a tuo agio. Se voglio può andare. Io non sento adesso magari. Sei stata portata qui perché stavi male? Se sì, puoi far illuminare lo strumento che eri sopra per piacere, basta soltanto che ti avvicini. Uno dei due ha fatto No. Si stava bene in questo posto? Ti trattavano bene? Magari hai fatto amicizia con qualcuno? O hai perso qualcuno? Comunque ti ringrazio se hai parlato con noi. Grazie. Grazie. Che odore pure? È l'ora di mangiare. Ma sbaglio o no? L'odore del purè dell'ospedale. Senti. Magari c'è questo cosa del zanzaro.
Madonna mia, Che torni tu? No. cosa qua?